Enrico Cappelletti, candidato del Movimento 5 Stelle, un primo commento così in generale che riguarda prima di tutto questo referendum, attesa la vittoria, ma a una misura considerevole, oltre il 60%. Sì, gli ultimi dati parlano del 66% e sta anche crescendo. Non è una vittoria solo del Movimento 5 Stelle, perché questo tipo di riforma è stata approvata in Parlamento da tantissime forze politiche nell'arco addirittura degli ultimi 30 anni. È il Movimento 5 Stelle però che è riuscito a portarla a termine. Un ringraziamento va al grande numero di elettori che si è recato alle urne in tutta Italia e in Veneto in particolar modo, visto che il numero relativo all'affluenza è molto maggiore rispetto alla media nazionale. Io credo che dai cittadini ci sia anche in qualche maniera una lezione all'intera classe politica, ossia parlo in particolar modo di coloro che hanno votato sì a questa riforma, salvo cambiare idea il giorno successivo o cercare comunque di fare campagna elettorale per il no, che è esattamente il contrario di quello che avevano votato il giorno prima in Parlamento. Credo che la lezione che da prendere invece è che c'è un'aspettativa da parte dei cittadini di una politica più sobria, di una politica più snella, di una politica più funzionale e soprattutto che sia anche più efficiente ed efficace. Questa riforma va in questa direzione, è sufficiente? Probabilmente no, sono necessarie altre riforme. La prima è la legge elettorale che ridia la possibilità ai cittadini di scegliere, esattamente come avviene adesso, ad esempio qui in Regione Veneto con le elezioni regionali, il proprio candidato, esprimendo una o più preferenze su una lista di candidati. Ecco, questo secondo me va a completare questa riforma. Avremo dalla prossima legislatura quindi un Parlamento in linea come numero rispetto a quello delle altre grandi democrazie occidentali come il Regno Unito, come la Francia, come la Germania. Invece per quanto riguarda le elezioni, il Movimento 5 Stelle aveva anticipato che non puntava su queste regionali, è sempre difficile questo voto, però insomma molto basso a quanto pare, almeno dai primi dati. No, noi ci puntavamo e ci siamo adoperati per far arrivare, anche se in periodo di Covid, in una situazione di grande difficoltà a cui che si è aggiunta difficoltà perché abbiamo avuto un presidente uscente che si è negato da qualsiasi confronto. Molte delle nostre domande sono rimaste sospese. Non sappiamo ancora perché, per esempio, ma per dirne una, per Demontana Veneta costa 2 miliardi di euro, ma i cittadini del Veneto la pagheranno 13. Bene, adesso abbiamo un nuovo presidente di regione, faccio a lui i migliori auguri naturalmente di buon lavoro e spero che trovi anche il tempo per rispondere a questa domanda. Grazie.